Riprendiamo con gli incontri. Si preparano riprendiamo con la gara 52 all'angolo rosso Coitalo Rigger dell'Ares e all'angolo blu Pagliero Edoardo dell'Ares, categoria junior 69 kg. Io non mi aspetto niente, dai. Quello che viene, viene. Stasera Laura. Quella che gara, quella rimasta. Inizio il primo round. Qualcuno che dopo lo giocare un po'. Perché oggi, quelli che ho detto, sono americano tutto. Fine primo round. Ciao Mattia. No, diciamo. Fuori i secondi.
Inizio il secondo round. Dai, forza! Dai, Edo, dai, Lite! Ragazzi, fammi vedere qualità! Dai, Edo, dai! Forza! Dai, Edo, dai! Buono, Edo, bravo, Lite! Dai, Edo! Vabbè, Fine del secondo round. Sì, perché mi sono fermato dopo lavoro con i colleghi e no, perché ti fatto sempre il cazzone. sì, è vero, però ho perso di vista il tempo. Vabbè, dai. Sono tornato alle 7:30. Buoni secondi. Inizio del terzo ed ultimo round. Dai, dai, ragazzi! Dai, Edo! Dai, Edo! Dai, l'ultimo! Dai, ragazzi! Finisce anche questa finale di categoria. Vince questa finale l'angolo rosso col Carlo Richards. Si preparano per la gara successiva di finale all'angolo rosso Portigali Mattia della Badalotti Box e all'angolo blu Franceschini Alex Preciso Ring, categoria junior 75 kg. Bravo, Edo!
Inizio del primo round. Fine del primo round. Pochi secondi. Inizio del secondo round. Fine del secondo round. Fuori i secondi. Inizio del terzo e ultimo round.
Termina questo match di finale. Vince questo match di finale l'angolo rosso, Portugallo Mattia, Battalotti. Si preparano per la gara successiva all'angolo rosso Carabello Andrea, Accademia Pugilistica Veronese Luca, e all'angolo blu Badalotti Cristian, Box Badalotti, categoria junior 91 kg. Inizio il primo round. Termina il primo round.
Fuori i secondi. Inizio il secondo round. Termina il secondo round. Fuori i secondi. Inizia il terzo e l'ultimo round. Termina il terzo e l'ultimo round. Si aggiudica questa finale l'angolo rosso dalla Della Andrea, Accademia Pugilistica Grande Bolivia. Si preparano per la finale successiva all'angolo rosso Pettino Luini, Pugilistica Saligera,
e all'angolo blu Michele Umberto, Padova Ring, categoria Master 63 kg. Ma è blu o è Inizia il primo round. Fine primo round. Per me va bene. sarebbe bello. Io Pochi secondi. Inizio il secondo round. Casomai manda un messaggio comunque se hai occasione, se avete voglia, una volta lo facciamo. Dato per non si tocca. Termina il secondo round. Oltre a te anche poi agli italiani. Ciao, grazie. Ciao.
Fuori i secondi. Inizia terzo l'ultimo round. Ciao Ale, Si aggiunge a questa finale per squalifica l'angolo blu di Michele Uberto e Paolo Varillo. Si preparano per la finale successiva all'angolo rosso Ferraro Nicola, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, e all'angolo blu Romeo Enrico Cuba Box, categoria Master 75 kg. Inizio primo round.
Fine primo round. Fuori i secondi. Inizio il secondo round. Fine del secondo round. Fuori i secondi. Inizio il terzo e ultimo round. Fine terzo round.
Si aggiunta a questa finale l'angolo rosso per la Valtera. Si prepara per la finale successiva all'angolo rosso David Vito, Pugilistica Lignano, all'angolo blu Paretto Davis, Dinami, categoria Master 81 kg. Inizio primo round. Fine primo round. Fuori secondi. Inizia il secondo round.
Quindi se io vado a vedere cosa c'è all'interno di quell'icon, ci lasciamo stare, poi sono tutti leggibili. Fine secondo round. Fai come il cane su. Scusa, ma io sto Sono sempre lo stesso caso. Lo stesso caso, guarda. Non mi fa piacere. Io che voglio. Buoni secondi. Vai, come grido, no? Inizio il terzo e l'ultimo round. Ecco, cane le notte, Iniziamo a fare amicizia, riesco a giocare. Termina il match. No, la Zoe non vuole giocare perché lei E quando era più giovane facevo però la capacità guarda che quando sono incontro sempre basta, anzi guardate vedere adesso ti sto simpatica, sì, sto simpatica. Fai il sintetico, io non posso farmi schiacciare. Poi tu mi fai il sintetico. Vince questa finale l'angolo blu, Presto Davis della Dinamo. Si preparano per la finale successiva all'angolo rosso Barbiero Giorgio Padova Lind, all'angolo blu Scotton Luca Accademia Pugilistica Veronese Ruda, categoria master 91 kg. Perché così vedi meglio la mamma? Dai, dai. Poi giocare, poi studiare, poi scuola, poi cucinare, però ti voglio dare questo. Vai Luca! Vai Luca! Per forza
Inizio primo round. Vai Luca! Bravo! Vai Luca! Vai Luca! Vai Luca! Quello è il primo round. Buoni secondi. Inizio il secondo round. Vai Luca! Bravo! Vai Luca! Fine il secondo round. Poi i secondi. Inizio il terzo e ultimo round.
Termina il match. Si aggiudica questa finale l'angolo rosso, Barbiero Giorgio. Prossimo incontro all'angolo rosso Visentini Mirko, Ares, all'angolo blu Amadio Raimondo Treviso Ring, categoria master più 91 kg. Inizio primo round. Primo round. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Sei contenti? Fammi un massaggio? Ma che stima che neanche due? Sono sicuro? Quando arriva a chiamare visto che a casa, come da Fuori il secondo. Inizio il secondo round.
Fuori secondi. Sono avanti però non Inizio terzo l'ultimo round. Termina anche questo break. Andrea, hai visto? Un altro? Poi guardiamo. Prossimo, un altro? Se no, se non arrivi subito, tanto ormai farò 30 per un 31. Io ho andato anche devo dire uno trovo 4 kg. L'ho grato sulla pasta contro il formale. Sulla testa Si aggiudica questa finale l'angolo blu a Mattia Raimondo per Lusalino. Si preparano per la prossima gara all'angolo rosso Cattafenza Maurizio, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, e all'angolo blu Carmio Marco Paolo Ring, categoria over 81 kg. sì, in verità che era loro se vedono che loro chiudono la caricanato e sai che al Mauro se che carica il tutto, sai che carica Automatico, è automatico. in automatico la risposta di riflesso io te la restituisco per 2 alla seconda, per 2 alla seconda. Ogni tanto che la carica. Inizio primo round.
Termina il primo round. Ragazzi, quando avete voluto dire cose che si hanno venito dove neanche la scuola del Dio che te vuoi ah sì c'è guarda eccola c'è veramente come la cazzo di cane Buoni secondi. Inizio il secondo round. Buoni secondi. Terzo e l'ultimo round. Che il successo è essere arrivati alla seconda impresa adesso la rispetto ai soliti sì, bisogna sempre che ti ascolti quelli che mi dicono perché ormai tanto vai due da quando inizia, quando finisce qua un passo dietro, un passo dietro, un passo dietro. Sì, o magari mettere una felpetta un po' più pesante, giusto perché Si è giunta questa finale
L'angolo rosso, capa aperta Maurizio, Accademia Fisica Verona. Si preparano per l'ultima finale all'angolo rosso Olivieri Corrado, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, all'angolo blu Ljubic Slavica, Dinami, categoria over 91 kg. Ce la fai a fare l'ultimo campionato italiano. Ah, vale anche per me che l'anno prossimo dobbiamo Inizio primo round. Termina il primo round. Guarda il lago. Dica che guardare la sua morte, c'è proprio le guardate. Fai il bene per Buoni secondi. Sai Gabriele perché ti casca sempre dentro? Inizio secondo round. Termina il secondo round.
Ale. Allora abbiamo Ada, Giada, Ambra e Marta non ha fatto oggi, c'è Claudia. poi abbiamo lei è quello che vuole. Poi c'è Nikita, Ligers, Alex, siamo in 10. E? No, siamo no. No, perché lei non aveva messo il Lei è quello così, ma non l'ha passato quello? Già. Non è Sì, sì, Marta. Fuori secondi. Inizio terzo ed ultimo round. Termina anche questa finale. Vince l'ultimo match e l'ultima finale l'angolo rosso con Marco Migliori. Prima dei ringraziamenti lascio la parola al Presidente Laura Ruga per alcune comunicazioni. Grazie a tutti. Ti odio! Un attimo solo di cortesia, abbiamo sul ring il dottor Alberto Personi e la signora Patrizia Guidi che è Presidente del Comitato. Dottor Personi e Alberto che ci hanno onorato della sua presenza e ci ha permesso di condurre la manifestazione. Allora, un piccolo pensiero di ringraziamento per le sue persone, per la seconda volta si è prestato proprio sempre pro bono ad aiutarci nel portare a termine la manifestazione. Grazie ancora di cuore da tutti noi, da Piero, da Angelica e da tutti i nostri ragazzi. Grazie mille, dottore. Non meno grazie al Presidente del Comitato, la signora Patrizia Guidi, che è sempre presente, sempre disponibile, non solo con noi, ma tutte le società comunque. Grazie infinite, siamo sempre noi in debito con voi. Grazie.
Allora, oltre al ringraziamento da parte del Presidente dell'Accademia Fisica di Monteluga, ci sono i miei saluti e i miei ringraziamenti dal sottoscritto, quello che ha creato l'Accademia Fisica di Monteluga, a tutti quanti i partecipanti, quelli che hanno combattuto, quelli che hanno vinto, quelli che hanno perso, ne ha usufruito tutti gli altri, anche se ha abbandonato. Grazie a tutti quanti, grazie agli ambulancieri, ai colonnetisti, al Presidente del Comitato Liberale Veneto Trevini, agli altri giudici, grazie a tutti, grazie, a domani, e a America, mettiamoci a America, grazie a te, perché siamo nell'ambito del pugilato materiale, siamo in realtà vera e propria. E grazie ad Angelica, che con la sua stupidaggine però manda avanti grandemente questa attività. Grazie a tutti, grazie. Tecnici, non solo Angelica, ma anche il nostro